E dunque ripartiamo dalla leader della classifica Yanire Casarin, 2.05 e 42, con questa prima serie che sarà la risposta al tempo della Casarin, una prima serie interessante con le due slovene, la Pintar e la Natracen, davvero in ottima condizione. Proprio Gaia Natracen che passa in testa, prende il comando delle danze ai 50-28 e 50 per lei davanti a Gioele Maria Auriglia che ha virato in 28-67, poi Tiasa Pintar in terza posizione 29 e 08. Le due slovene, Pintar in 2, Natracen in 3, sono le più giovani, insieme alla Casotto che nuota in sesta corsia, classe 97. Dana Casotto, abbiamo ricordato, ha vinto il titolo ai giovanili e categoria nei 4 stile, partecipato anche con la nazionale italiana giovanile al Festival Olimpico della Gioventù Europea. Ma sono le slovene a farla da padrone, con Gaia Natracen sotto il minuto al passaggio, 59-59, vicinissima la toscana Gioele Maria Auriglia 59,90, poi Tiasa Pintar 1,00 e 43. Primato della manifestazione in questa gara è di Jasmine Agnoletto 2,03 e 46. Primato regionale di Federica Furlan 2,00 e 88. Primato italiano delle junior di Ludovica Leoni 1,57 e 81. Attenzione all'Auriglia che si porta al comando e dunque Italia contro Slovenia. Italia avanti con l'atleta di Prato che ha virato in 1,32,29, Natracen 1,32,36. Sono ancora vicinissime con l'Auriglia che ha sferrato l'attacco. Attenzione anche alla Natracen che prova a sprintare. Gioele Maria Auriglia davanti a tutte, va alla conquista dei 200 stile libero, 2,03 e 55, soddisfattissima di questa prova. Tiasa Pintar si deve accontentare della seconda posizione, 2,04 e 00, e poi la Natracen terza 2,05 e 45. Attenzione però alla Casarin che aveva nuotato qualcosa meno in virtù del 2,05 e 45.